Buonasera delle Andromaggi, lunedì 15 gennaio nella sala Federighi della sede municipale ad Adria, presentazione del libro di Enzo Bellettato Matteotti, nella memoria cantata tra storia e cantastoria. Presenti il sindaco Massimo Barbuianni, Antonio Lodo dell'associazione Minellania, introdotto da Paolo Rigoni che è il referente della biblioteca comunale Grotto, con la partecipazione della studiosa Chiara Crepaldi. Di che cosa è stato Matteotti in quei 39 anni di vita? È stato giurista, politico e organizzatore sindacale, e qui per ogni voce che vi ho messo ci sarebbero degli episodi da raccontare, ma naturalmente è stato amministratore, sindaco, consigliere comunale in vari paesi del Polesine, antimilitarista e pacifista, si è sempre schierato contro la guerra, fin la guerra dell'11, la guerra di Libia, e contro la guerra, la prima guerra mondiale. Subendo fra l'altro 3 processi da cui alla fine sarà uscito assolto. Relazioni internazionali. Padroneggiava 2 o 3 lingue tranquillamente, girava l'Europa, aveva contatti con i personaggi e i rappresentanti più importanti della vita politica europea di quel tempo. Coraggioso oppositore e polemista, su questo lo sappiamo bene. Il suo ultimo discorso, quello del 30 maggio del 24, quando si è scagliato contro quelle elezioni che erano state inquinate da violenza, da soprusi da parte del partito fascista. Bene, quel discorso che è stato stenografato è oggi veramente, potremmo dire, un pezzo di teatro. Cari signori, sentite l'incipit, cari signori, se ascoltarmi state, quindi era un po' come per chiedere l'attenzione. Cari signori, se ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran odio vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Furono tanti, viola e rossi ed umili, ed il capo della banda Benito Mussolini. Undi che Matteotti aveva scovato affari di petroli ed altre trighe, venne su di una macchina caricato da quei vigliacchi delle bande nere, in mezzo a un bosco fu trascinato a loro. Quei feroci assassini gli disser con furore: tu che il fascismo hai sempre odiato, ora dovrai morire sull'istante, dopo d'averlo tanto bastonato di pugnalate gliene tante, così per mano